Mario Perugno hanno dato a questa sezione. Arriva il CEDE, vi chiede l'applauso, la sezione di Treviso. La sezione Piano Montello dell'Unione Nazionale Reduci di Russia, una roba grande, i nostri sindaci, le nostre sindache, eccoli qua, rappresentanti della marca gioiosa e amorosa, stringete sotto, non fate le file larghe, stringete sotto, vi applaudiamo e vi riconosciamo. Siete i sindaci della marca gioiosa e amorosa, siete quelli che la tradotta che parte da Torino a Milano non si ferma più, ma la va diretta al Piave, cimitero della gioventù. La tradotta che parte da Torino. Siamo partiti in 27, solo in 5 siamo tornati qua, gli altri 22 sono rimasti a San Donato. Sezione di Treviso, centenario di fondazione, terra del Grappa, del Piave, del Montello. 100 anni di dovere e 100 anni di umiltà, come si suol dire. Chi è andato a prendersi il pane in terra straniera, ma ha saputo, come ben diceva il nostro Presidente nazionale ieri durante l'incontro con le nostre sezioni all'estero, chi ha saputo integrarsi, chi ha saputo vivificare la terra dove è entrato, chi ha saputo costruire un modello di convivenza positivo. Ecco, quelli continuano ad essere umili e a vivere questa realtà sotto traccia. Musica, musica! Arrivano da tutto il territorio, vai da Oderzo, finisci a Castelfranco, sali a Pedropa, ti sposti sulla destra Piave, fai l'ossario del Grappa, l'ossario di Nervesa, l'ossario di Fagarè, li guardi e capisci che cosa voglia dire lo spirito di sacrificio, li guardi e capisci che cosa vuol dire aver fatto una montagna di ore di lavoro per il servizio Covid, li guardi e capisci che cosa vuol dire essere parte della protezione civile e in pochi giorni avere risistemato un ospedale che era semidismesso per trasformarlo alla bisogna e alla necessità. Allora capisci perché un certo mondo non ha bisogno di parlare tanto, c'è un mondo che agisce e che reagisce come un elastico, perché gli alpini trevigiani, come gli alpini di tutta Italia, sono una corrente forte, e allora nelle fila di questi umili alpini passa il progetto Bedeschi, passa il Portello Sile, passa il premio letterario Fedeltà alla montagna, parole attorno al fuoco, passano mille iniziative culturali che rendono onore alla sezione dei 7 cori. Se ne è aggiunto uno, il coro Tetto, sono pochi ma cantano
cantano splendidamente, sottolineano splendidamente e danno il colore giusto ai nostri momenti più intensi. Eccoli qua, le famose mani che parlano, le mani degli asili, le mani delle scuole, le mani del volontariato gratuito, le mani di Zenica, le mani di Rossos, le mani in Brasile, in Mozambico, in Argentina. Eccoli qua, queste sono le mani che parlano, l'unica parola che conoscono gli alpini e che è stata testimoniata da questo signore, la nostra medaglia d'oro al valor militare Enrico Reginato. 11 anni di prigionia, è stato a fianco a qualsiasi morente, a qualsiasi ne avesse bisogno, lo ha accompagnato raccogliendo dalle labbra dei moribondi le ultime parole e dando loro un conforto. Era un medico. Che ci appartiene. Freganziol con il coro Ana, altro testimone di lunga preparazione e di lunga dedizione agli impegni della coralità. In quante occasioni hanno portato la voce veneta ai nostri migranti all'estero, in quante occasioni hanno testimoniato la vivacità culturale della nostra gente. Coro Ana di Oderzo, eccolo qua, altro gran bel fiore all'occhiello, insieme con il suo maestro, con il presidente, sfila un gruppo vocale che da sempre sottolinea e fa onore alla tradizione degli alpini. Buoni, peccato non sentirvi cantare, potreste improvvisare, siete così bravi, potrebbe essere un'occasione per farci sentire una bella canta. Di qua di là del Piave ci sta un'osteria, secondo la tradizione degli alpini là c'è da bere e da mangiare ed un buon letto per riposare, ma dopo aver mangiato e dopo aver bevuto, questa è l'ora per gli alpini trevigiani non tanto di andare a fare l'amore, ma è l'ora di mettersi a lavorare, di rimboccarsi le maniche, di testimoniare come un'associazione d'Arma sappia dare il meglio di sé a Reci e a Boccia. Storia e tradizione, i colori dei nostri reparti e i colori dell'animo buono delle donne alpine. Già, certo, da buoni trevigiani non possiamo dimenticare che oggi è la giornata dedicata alle nostre mamme, alle nostre spose, alle nostre sorelle, è dedicata a quella parte femminile del nostro mondo che oggi partecipa anche alla difesa della patria, avendo un ruolo e un significato costante e istituzionale, ma per noi quel ruolo e quel significato lo ha sempre avuto. Per noi la donna, la mamma, l'amorosa, la sposa è sempre stata parte integrante del mondo alpino, e se no a chi dobbiamo chiedere il permessino per poter stare fuori alla sera? Morta di Dimenza, altra nobile fanfara. Rimini e Treviso, direi un gemellaggio, tantissimi trevigiani sono presenti oggi a questa 93esima durata. Tanti.
comunità, dei tronei, delle trazioni, delle nostre borgate. Sono i simboli della nostra quotidianità, della nostra prossimità. Non andiamo tanto distanti, ci rivolgiamo al nostro vicino di casa se ha bisogno di qualcosa, se serve una mano a quella donna che soffre, a quell'uomo che è malato da tempo, a quella nostra canzone che dice amici miei. Sì, siamo amici, siamo alpini, prima che amici siamo alpini, con la tradizione, la storia dei nostri 150 anni di Costituzione, con i 100 anni della nostra associazione, siamo queste 150 bandiere tricolori, siamo questa nobile, nobilissima realtà. È il servizio d'ordine della sezione di Treviso, incaricato di raccontarci attraverso queste 150 bandiere la nostra 150